Il modello TAV è sostanzialmente questo, è le politiche keynesiane dello scorso secolo che, consentitemi la semplificazione, cercavano di recuperare dai profitti, di ridistribuire il reddito a chi ne aveva più bisogno. Restituiva all'operaio sfruttato all'interno della fabbrica, a chi non era in condizioni di sopravvivere, alcune condizioni di stato sociale, di welfare, che consentiva di avere una tenuta della società, avere comunque una base dei consumi significativi e quindi degli effetti economici di un certo tipo. Era la ridistribuzione della ricchezza, consentitemi, ripeto, la semplificazione, dai ricchi verso i più bisognosi. Il modello TAV è esattamente l'opposto. I modelli di gestione che si stanno ispirando al modello TAV è esattamente l'opposto. È la raccolta di denaro, di risorse da tutti i cittadini, anche quelli più bisognosi, verso le lobby delle grandi imprese, degli imprenditori protetti, e quindi è esattamente il keynesismo alla rovescia. Modello TAV è la costituzione di società di diritto privato, TAV SpA, che essendo società di diritto privato non seguono più le regole della contabilità pubblica o sono fuori dal conteggio dei parametri di Maastricht, rapporto deficit-PIL e quant'altro. La società di diritto privato, TAV SpA, ma potrebbe essere Ponte sullo Stretto di Messina SpA, Quadrilatero SpA, Patrimonio dello Stato SpA, eccetera, eccetera, tutte le SpA che sono state costituite in questi anni, le quali, essendo delle SpA, possono attivare dei prestiti presso le banche. Ovviamente queste SpA però non sono controllate, non hanno come soci, come capitale dei privati, hanno come capitale pubblico. TAV SpA è al 100% di AFS SpA, Patrimonio dello Stato SpA è al 100% del Ministero dell'Economia, Stretto di Messina SpA ha come soci esclusivamente pubblici, Fintecna, ANAS SpA e le due regioni Calabria e Sicilia. Queste società di diritto privato, essendo di diritto privato, possono attivare prestiti presso le banche, fuori dalla contabilità pubblica. Ovviamente, se una società di questo tipo va da una banca e chiede un prestito, la banca chiede delle garanzie. Chi garantisce questi prestiti? Garantisce sicuramente il socio della SpA o i soci della SpA, che sono soci tutti pubblici. Grazie a questi prestiti realizzano le opere fuori dalla contabilità pubblica. Per la Venezia-Trieste alta velocità, costo presunto 11 miliardi di euro, i soldi stanziati ad oggi noti sono 70 milioni di euro su 11 miliardi necessari, ma il rischio che i cantieri partano lo stesso con questo modello. Prestito lo attiva TAV SpA o la società di turno, vengono affidati i lavori ai cosiddetti contraenti generali o general contractor, vengono pagati al 100%, dopodiché a un certo punto la società deve recuperare, deve restituire questi soldi alle banche e ovviamente non sarà in grado di restituirla perché dalla gestione del servizio non potrà ricavare l'intero prestito attivato. Chi pagherà? Chi ha garantito. FS e quindi lo Stato per TAV SpA, ANAS SpA, Fintecna e quindi lo Stato, perché queste due società sono al 100% dello Stato, per quanto riguarda il ponte sullo Stretto di Messina. Ma di questo ce ne accorgeremo purtroppo fra qualche anno.
quando entrerà in gestione il servizio e la cosiddetta società di diritto privato con capitale tutto pubblico dovrà iniziare a restituire i soldi. Ovviamente vi sto raccontando una cosa già accertata. In questo paese la comunicazione e l'informazione non esiste. L'Unione Europea nel 2005 ha promosso una procedura di infrazione per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, perché avevamo sforato il rapporto deficit-PIL. Nell'indagine che è stata fatta dall'Unione Europea è emerso un debito che per il 90% era relativo all'alta velocità, che l'Unione Europea ci ha detto: guardate, questo l'avete tenuto fino ad oggi fuori dalla contabilità nazionale. Erano nei conti di infrastrutture SPA e TAV SPA. Siccome questi soldi non li recuperate, smettete di portarci per il culo e di truffare l'Unione Europea, riportate questo debito che avete nella contabilità pubblica. Nella finanziaria del 2007 c'è una voce, il comma 692, nel quale si dice testualmente che i debiti attivati per l'alta velocità dal 95 al 31 dicembre del 2005 diventano debito pubblico. Ovviamente nelle finanziarie non ci sono le cifre, bisogna saperle leggere, nelle tabelle c'è il riferimento di questa cifra. Esattamente 12 miliardi e 950 milioni di debiti che erano fuori dalla contabilità, che l'Unione Europea ci ha costretto di portare all'interno del nostro debito. Questo ha prodotto un aumento dell'1% del debito, ma ha prodotto, questa è solo una curiosità, per dire, su quella finanziaria l'unica discussione cantata sui giornali è stata la discussione sul ticket. Valore del ticket, confronto fra maggioranza e opposizione, 800 milioni di euro. Questo comma valeva 12 miliardi e 950 milioni di euro, ripeto, 26 mila miliardi di vecchie lire, una manovra finanziaria. Avete sentito qualcuno discutere, confrontarsi, partiti dell'opposizione, di governo, su questa cifra? Nessuno. Non solo, la campagna elettorale successiva, lo scontro fra il centrodestra e il centrosinistra, è stato il rimprovero del centrosinistra al centrodestra che il rapporto deficit-PIL del 2006 è stato del 4,4%, mentre quello del 2007, grazie al centrosinistra, si era abbassato al 2,4%. Questa cifra, questi due rapporti, sono stati condizionati da questo comma. Il centrosinistra, per scaricarlo sulla finanziaria del 2006, che cosa ha fatto? Ripeto, stiamo parlando della finanziaria del 2007. All'articolo, anzi al comma, perché le finanziarie ormai sono di un unico articolo, al comma 1632, che è l'ultimo comma della finanziaria del 2007, con il maxi emendamento si sono introdotte 2 o 3 righe. Tutti gli articoli, i commi della finanziaria finiscono dicendo: la finanziaria entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo della pubblicazione sulla Gazzetta. La finanziaria viene pubblicata alla fine dell'anno, mentre viene pubblicata il 28-29 dicembre, entra in vigore l'anno successivo, e questa è la norma sulla contabilità. Con il maxi emendamento Visco, il genio di queste operazioni truffaldine, ha aggiunto 2 righe dicendo: ad eccezione del comma 692 che entra in vigore alla data di pubblicazione sulla Gazzetta. Che cosa significa? Che se entra in vigore alla data di pubblicazione sulla Gazzetta, il costo di quel comma va in quell'anno, nel 2006. Quindi con la finanziaria del 2007 si è scaricato sul 2006
12 miliardi e 950 milioni di euro, 26 mila miliardi di vecchie lire, l'1% del PIL. Se questo comma rimaneva nella finanziaria del 2007, è un costo che non riguarda né il centrodestra né il centrosinistra di questi 2 anni, è il debito accumulato per 10 anni, ma se correttamente fosse rimasto nel 2007, rapporto deficit-PIL 2007 sarebbe stato 3,4, rapporto deficit-PIL del 2006 3,4. Tutta la campagna elettorale fatta sulla polemica del risultato deficit-PIL sarebbe saltata per aria. Noi purtroppo viviamo in questo paese.